Settima e conclusiva dall'Arcoveggio, una prova di categoria G per cavalli anziani, sono in 10 al via dopo il ritiro di Adelasia. All'1 Velvet Lux Nicola Bortolotti, 2 Regensburg Enrico Stefani, 3 Special Matto Enrico Montagna, 4 Ulian Vic Giulia Deschi, 5 On The Bay Luca Lovera, 6 Zaffiro Trio Marco Stefani, in seconda fila 7 Ulisse Leo Antonio Greppi, 9 Braveheart Zac LG Roberto Faticoni, 10 Zea Maurizio Visco, 11 Velez Daghi Giorgio Cassani. Si ritrae dal 6 Zaffiro Trio, la macchina stacca con veloce Ulian Vic che scavalca Special Matto, al largo ci prova On The Bay, Ulian Vic al comando, On The Bay che prova ad attaccare all'esterno, si imbocca la prima curva, di fuori c'è Zaffiro Trio, On The Bay che cerca posto secondo alla corda avanti a Special Matto ma non lo trova e rimane così allo scoperto. I primi 200 di Ulian Vic in meno di 14 addirittura. Ulian Vic che guida nei confronti di Special Matto, poi On The Bay di fuori, Regensburg allo steccato a precedere Velvet Lux, la seconda pariglia a largo per Zaffiro Trio che muove in terza ruota, aggira On The Bay che voleva una schiena e cerca di portarsi sulla testa della corsa. 29-1 per il primo quarto di gara, Ulian Vic e Giulia Deschi al comando, Zaffiro Trio che arriva all'esterno, On The Bay in seconda pariglia avanti a Velez Daghi. Allo steccato c'è sempre Special Matto a seguire Ulian Vic, poi Regensburg, Velvet Lux, Braveheart Zac LG e quindi Ulisse Leo. Mezzo miglio che se ne va in 58-8 con Velez Daghi che ora muove in terza ruota per provare ad aggirare On The Bay. In vantaggio c'è Ulian Vic, Velez Daghi che rifà il gruppo in mezzo alla pista, Zaffiro Trio sempre proteso al largo di Ulian Vic, allo steccato c'è Special Matto, il chilometro in 1:13,7, Ulian Vic che è sotto la pressione di Zaffiro Trio, il quale ora attacca con decisione, poi Special Matto e Velez Daghi, la retta di là che per Zaffiro Trio significa passare al comando, 1:28 e 3/4 di miglio, Zaffiro in fuga da Ulian Vic, da Special Matto e da Velez Daghi in mezzo alla pista, a 300 dalla conclusione, Zaffiro Trio che ha buon margine nei confronti degli avversari che si devono arrangiare in mezzo alla pista. La piegata conclusiva passata in 14,9, Zaffiro Trio è in vantaggio, Velez Daghi che prova ad ingabbarsi a centropista ma Zaffiro ha preso margine importante, Zaffiro Trio e Marco Stefani vincono nei confronti di Velez Daghi che sul palo piega Special Matto. 33 la chiusa, 1:14 il ragguaglio cronometrico per il successo di Zaffiro Trio, Marco Stefani per il team Alessandrini. E la proprietà ovviamente della Scuderia Trio, il successo del figlio di Dream Vacation che porta a casa la vittoria in percorso esterno, 1:14 il ragguaglio cronometrico, il successo in chiusura dall'Arcoveggio per Zaffiro Trio e Marco Stefani.